La guerra al degrado inizia su internet. Un gruppo di commercianti apre le ostilità su Facebook. Un patto di ferro per chiedere il pugno di ferro. Una raccolta firme per reclamare l'esercito in strada e poi tutti pronti a scendere in piazza contro la legge svuota carceri, con l'invito alle forze dell'ordine a fare altrettanto. Lo slogan è giunto il momento di osare. A Mestre la tensione si taglia a fette. Proprio lunedì Confesercenti lancia la campagna contro l'accattonaggio, adesivi da attaccare sulle vetrine e con cui si invitano i clienti a non elargire elemosine ai professionisti della povertà. La legione dei mendicanti che ogni giorno il racket spinge sui marciapiedi. Un'invasione incontrollata che infesta i negozi, i locali e le strade di tutta Italia. Lunedì inizieremo la distribuzione presso tutti i negozi di Mestre. Siamo certi che l'adesione sarà massiccia perché c'è un malessere molto diffuso tra i commercianti ma anche tra i cittadini. Le offerte possono alimentare il degrado, involontariamente possono trasformarsi in un finanziamento all'illegalità. Sono almeno 500 i commercianti di Mestre che si preparano a partecipare alla campagna anti-accattonaggio lanciata da Confesercenti. Certo, l'elemosina è anche una questione morale e il patriarca di Venezia invita a distinguere tra i miserabili veri e quelli mossi dal racket. L'importante è non avere l'alibi di chi dice nel dubbio non faccio niente. Nel dubbio sono spronato a valutare, a discernere, a assumermi una responsabilità e a dare un aiuto là dove so che certamente questo aiuto può dare. Noi invitiamo i clienti e quindi i cittadini a contribuire per aiutare le persone bisognose devolvendo un contributo alla Caritas veneziana. Insomma, la guerra al degrado è sempre più aspra. I commercianti però, spinti dall'esasperazione, adesso fanno davvero sul serio. La battaglia è appena iniziata. Chiederemo alle forze dell'ordine di reprimere, perché io non posso pensare che vi possa essere un atteggiamento di rassegnazione, e cioè che 60-80 personaggi, perché questi sono stati identificati, possano in qualche modo partecipare e contribuire in modo molto evidente al degrado della città, quando questa città sta facendo degli sforzi che sono molto faticosi, va bene, per migliorarsi e per riqualificarsi.